Amici sportivi, ben ritrovati con un'altra puntata di Pianeta MSP. Siamo pronti a raccontarvi tutte le novità della 12ª giornata, soprattutto per quanto riguarda la Serie A2 e la Serie B, dove siamo davvero agli sgoccioli perché mancano solamente 2 giornate alla fine del 33esimo campionato provinciale MSP. E quindi partiamo subito col darvi qualche anticipazione. In Serie A2, nel primo girone, abbiamo la Scaligera che è ben salda al primo posto, a differenza invece del secondo girone, dove la situazione è ancora un po' ingarbugliata. Ci sono delle partite importanti che devono essere ancora giocate, ma i secondi del Caffè La Perugina stanno dando vera battaglia in campo. E infine il terzo girone è quello più ingarbugliato di tutti. Ma questo ve lo racconteremo nel dettaglio, come sempre, subito dopo una carrellata dei nostri sponsor. Ostilio Mobili, dal 1968 arredamenti delle migliori marche. La zona giorno, con divani e pareti attrezzate, la cucina, moderna o classica, completa dei migliori elettrodomestici. La zona notte, dove la comodità va a braccetto con stile e funzionalità. Per tutta la casa, scegli Ostilio Mobili, dal progetto alla realtà. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Veneta Cucine, il futuro è lo spazio più bello da progettare. A1, Girone A. A differenza di Serie A2 e B, in Serie A1 mancano ancora 3 giornate al termine del campionato e nel Girone A, come sappiamo, la classifica è ben divisa in 2 blocchi ben definiti, perché le prime 4 già da tempo hanno preso il largo. Al primo posto c'è sempre il New Tartan, che questa settimana aveva un appuntamento tosto contro il quarto BVP. Il confronto è stato acceso, ma comunque corretto, con occasioni da entrambe le parti ed è terminato con un pareggio per 3-3, con una doppietta per parte di Mascalzoni e Sartori. Questo risultato non ha però messo in pericolo il primato del New Tartan, perché il Futsal Veroma è rimasto fermo per il turno di riposo e il Noi Team Elettrolaser non è riuscito a sfruttare la ghiotta occasione, ma ha pareggiato anch'esso il proprio incontro. A mettergli i bastoni tra le ruote è stato il Team Bar Times, che l'ha costretto sul 5-5 sul campo del centro sportivo L'Aquila. Il miglior marcatore della gara è stato, come spesso capita, Viviani, il capocannoniere della Serie A1, che ha bucato la rete avversaria per ben 4 volte. Un punto buono per il Team Bar Times, arrivato contro una squadra che sembrava forse fuori portata, ma che non è sufficiente a far uscire la squadra dalla zona play-out. Al quinto posto abbiamo poi gli Smigolè, che hanno battuto l'Ottica Love con il punteggio di 6-4. Questi sì che invece sono 3 punti davvero importanti per la corsa play-off, perché gli Smigolè hanno vinto il primo di 3 scontri diretti. Ha chiuso la giornata poi la vittoria dei Red Devils su Legas per 3-2, con doppietta vincente di Terragnoli. Tale risultato ha permesso ai Diavoli Rossi di superare in graduatoria l'Ottica Love e di salire al 6º posto e contemporaneamente anche di ridurre ancora di più le speranze di salvezza del Legas, ora distante 3 punti dal Team Bar Times. A1, Girone B. Non è cambiato molto nelle parti alte del secondo girone di Serie A1.
Al primo posto infatti troviamo sempre il Transilvania che in questa sesta giornata del girone di ritorno ha battuto 4-2 il Valaja in uno dei tanti derby di questa stagione. Non che fosse questa la gara da vincere, ma sarebbe stato importante per il Valaja fare almeno un punto per recuperare terreno sulla riposante piazzetta Stor. Ma nonostante ciò il sesto posto sembra ancora ben saldo, con 4 punti di vantaggio sul settimo. E il miglior marcatore in campo è stato Taslao Anu, che ha bucato la rete avversaria per 3 volte. Al secondo posto poi non si schioda il Five Futsal, che ha vinto il confronto con i Rangers Lugagnano con lo stesso punteggio di 4-2. Nonostante i 3 punti di svantaggio dalla vetta, il Five Futsal dorme ancora sonni tranquilli, perché se lui e il Transilvania dovessero arrivare a pari merito, sarebbe il Five Futsal a primeggiare per avere gli scontri diretti a favore. Alla Polisportiva di Lugagnano il giocatore più prolifico è stato Asport, che ha segnato una tripletta. E dopo un gennaio da dimenticare è tornato al successo il Corvinul Hunedoara, che ha avuto la meglio dell'Unione per 7-4, rendendo così irrecuperabile il divario tra le due squadre. Tra i vincitori segnaliamo le 4 reti di Bucurel e le 3 di Toma. E infine, per quanto riguarda la lotta alla salvezza, la CG Polisportiva Pedemonte ha vinto 5-4 il confronto con i Liverpolli, lasciandoli così all'ultimo posto e rendendo improbabile una loro rimonta. Infatti, con solo 3 gare ancora da giocare, il divario tra ultimo e penultimo posto è salito a 5 punti. Doppietta vincente per Passioni, inutile invece quella di Vighini. A2 Girone A. Ormai in Serie A2 siamo agli sgoccioli e con sole 2 giornate ancora da giocare, le prime sentenze sono inevitabili. Iniziamo con la Scaligera che sembra aver messo la freccia per la vittoria del gruppo con la vittoria per 6-2 contro lo Sporting Ardan, arrivata presso il Paianini Center e con una tripletta di Zande Giacomo. Più che questa vittoria, a fare la differenza in classifica è stata la sconfitta inaspettata dell'Atletico Dinamo, che è stata fermata sul 4-2 dai Bad Boys. 3 punti d'oro per i vincitori, che sono così riusciti a superare in classifica lo Sporting Ardan e uscire così momentaneamente dalla zona retrocessione. Il giocatore più decisivo della serata è stato Piccoli, che ha trovato la via della rete per 3 volte. Oltre al passo falso dell'Atletico, anche i terzi del Domicali Verona 91 non hanno fatto molto meglio, perché hanno pareggiato 4-4 contro la Iolanda Urs, che con 7 punti da recuperare sui Bad Boys è così retrocessa matematicamente in Serie B. Con questo punto il Verona 91 ha agganciato in graduatoria l'Atletico Dinamo, rimanendo sotto per gli scontri diretti, ma con un successo sarebbe rimasta a 2 lunghezze dalla Scaligera, mantenendo la lotta per il primo posto ancora aperta. Per il Verona 91 Curti ha realizzato una doppietta. E sono infine tornati alla vittoria gli East Green Boots, che hanno superato 5-3 l'Otto Calcio a 5 con tripletta decisiva di Dalbon. Ora gli Stivali Verdi hanno nuovamente superato di 2 punti gli avversari di giornata, tornando così a quel 4º posto che vuol dire play-out. A2 Girone B. Il secondo girone di Serie B risulta ancora incompleto perché la gara tra Turtles Consoltic e la C Mozzarella non è stata ancora disputata. Sulla carta il risultato sembra già scritto, perché le 2 squadre sono distanziate da 10 punti in classifica, anche se però, come abbiamo già visto in altri gironi, soprattutto in questo punto della stagione, non ci sono mai partite scontate. Intanto però i secondi del Caffè La Perugina non sono rimasti a guardare, hanno vinto il loro incontro, appaiando i Turtles al primo posto. La gara settimanale era contro il Sandra e si è disputata al centro sportivo Azzurra.
Il Sandra ci ha comunque provato a giocare un brutto scherzo a quella che è quasi la sua bestia nera. Si è infatti portato in vantaggio per rimanerci per quasi 3/4 di partita, quando poi la Perugina si è svegliata, recuperando per poi allungare verso il definitivo 3-1 con l'approdo di Fadini, che ha realizzato una doppietta decisiva. Dopo la pesante sconfitta contro i Turtles della settimana scorsa, il Rizza è tornato al successo, battendo il Buredok per 2-1 e tornando così sopra il Sandra al terzo posto. La sconfitta di misura, invece, ha condannato il Buredok a una ormai certa retrocessione, perché i punti da recuperare dal sesto posto sono saliti a 8. Per ora questa posizione è occupata dall'Atena, che ha vinto la sfida diretta con il GSV per 9-5, superandolo in classifica di appena un punto. Vincenti le triplette di Ferrari e Varotti, inutile invece quella di Nardulli. A2 Girone C. Con solo 80 minuti ancora da giocare, l'ultimo girone di Serie A2 si è davvero ingarbugliato, poiché al primo posto ci sono 3 squadre con gli stessi punti e tra la prima e la quinta sono soltanto 4 le lunghezze di distanza. Il risultato più eclatante è stato quello tra i primi del Team Spirit e i penultimi del Futsal Lugagnano. Contro ogni pronostico, infatti, a vincere è stato il Lugagnano per 6-5, una partita molto strana con entrambe le squadre che non avevano nemmeno un cambio in panchina, e proprio verso il termine della gara si è concretizzata la vittoria del Lugagnano, che però forse non basterà a evitare la retrocessione. Vincente il poker di Pianu, inutile invece quello di Bissari. E potevano salire al primo posto in solitaria i Sammy Boys, ma non sono riusciti ad andare oltre a un pareggio per 2-2 con il Bugs Barney, una squadra che occupa il sesto posto e che sembra al riparo dalla lotta a retrocessione, ma anche troppo distante per puntare ad arrivare ai play-out. Alla luce di questi risultati, il vero colpaccio di questa giornata l'ha fatto il Quarto Piano, che ha vinto 5-3 il confronto con il Palazzolo, disputatosi presso il Palafumane. Grazie a questi 3 punti, il Quarto Piano è riuscito a tornare in vetta in compagnia del Team Spirit e dei Sammy Boys. Sembra invece condannato il Palazzolo Futsal, che ora ha 8 punti da recuperare per ottenere la salvezza. A nulla infatti è servita la doppietta di Padovani. È rientrato invece a pieno titolo tra le pretendenti ai play-out il Taurus, che ha battuto 3-2 l'FC Albania con doppietta decisiva di Evangelista. Il Taurus infatti deve ancora recuperare una gara, quella contro il Palazzolo, che potrebbe portarlo direttamente un punto dietro al terzetto di testa. Una partita combattutissima, giocata sulle spine fino all'ultimo, eravate in svantaggio di 2 gol, poi è successo quasi il miracolo. Sì, è stata una partita incredibile, non pensavamo di riuscire a giocarsela alla pari con la prima in classifica. Partito bene il primo tempo, poi siamo andati sotto e incredibilmente negli ultimi minuti abbiamo recuperato 3 gol vincendo la partita, insperata quasi. 3 punti meritatissimi, soprattutto per la squadra, perché piena di infortuni e influenze varie, quindi eravamo veramente risicati. È stato un grandissimo risultato che porta un sacco di morale. Avete fatto anche delle belle giocate, se avete avuto anche quel tanto di fondo che ad esempio ha evitato che la palla entrasse in porta in alcuni momenti. Sì, decisamente. Diciamo, siamo abbastanza bravi in difesa nonostante la classifica sia abbastanza brutta. Però diciamo ce la caviamo bene, ci chiudiamo bene, magari non siamo stati perfetti verso la fine della gara perché il fiato iniziava a mancare, essendo in 5 contati, però l'abbiamo portata a casa veramente. È un auspicio per il futuro. Decisamente, sì, puntiamo almeno un'altra vittoria adesso. Avete lottato a lungo, eravate anche in vantaggio, all'ultimo minuto è crollato tutto. Diciamo che comunque è stata anche un po' una conseguenza della mancanza anche di responsabilità, si può dire, della squadra, perché ormai già da un po' di tempo, da inizio anno, che stiamo partendo sempre in 7 in campo.
però comunque prendendola sempre con sportività e tutto, noi giochiamo più che altro per vincere e per divertirci più che altro. Comunque nonostante tutto ci sono stati tanti sbagli in questa partita, tanti da rivedere poi negli allenamenti nostri, però comunque c'è tanto lavoro ancora da fare. Siete comunque ancora nelle parti alte della classifica, si può ancora giocare. Beh, onestamente dopo una prestazione del genere toglierci il primo posto forse anche diciamo giusto, però c'è da dire che per la prestazione che abbiamo fatto c'è lavoro, insomma. Ce la farete? Ce la facciamo. Siete partiti forte, un gol, e poi vi siete seduti e l'avversario pian piano vi ha rimontato. Allora è stato un po' colpa nostra, perché allora noi abbiamo cominciato nel momento che loro hanno difeso, noi abbiamo sempre attaccato. Questo qua è stato il nostro sbaglio, sai, quando dopo vuoi fare il gol, ne prendi uno, dopo ne prendi uno sul calcio di rigore che secondo me non c'era, così vai 2-1 per loro. Ma si poteva ancora rimontare però la partita. Abbiamo provato, però nel momento che tu ci provi, hai preso il terzo gol, cioè nel momento che tu attacchi, loro stanno in difesa, vanno in contropiede, hanno fatto 3-1, dopo abbiamo fatto un altro gol, è stato qualche minuto che dopo quando uno vuole fare, a volte non riesce, il calcio è così, a volte bisogna accettare quello che viene, cioè, però è stata una bella partita, dai, combattuta. È stata una bella partita combattuta. Se giocata con più calma, forse dava un risultato. Siamo stati nervosi, possiamo dire. Siamo stati troppo nervosi. Era una partita che lo sai come non ci piace perdere, questo qua. A nessuno piace perdere. No, non è perché abbiamo una bella squadra comunque, i ragazzi sono bravi, però facciamo anche un altro campionato e cioè comunque a volte si stanca, le partite sono. Queste qua sono a volte tu scatti subito e a volte bisogna accettare la perdita, a volte è così, il calcio è così. All'inizio siete andati sotto subito, poi pian piano avete cominciato a macinare un gioco, passaggi, lanci in avanti, tentativi, qualche errore, ma alla fine l'avete spuntata. Sì, alla fine l'abbiamo spuntata dopo una battaglia sul campo. Abbiamo meritato secondo me la vittoria dopo tanti tiri, tante occasioni da gol. Uno scontro diretto che ci permette insomma, di guadagnare punti sulle prime in classifica e avvicinarci al gruppo di testa. In avanti qualche leziosità in meno e forse vi faceva fare qualche gol in più. Purtroppo questo è un difetto della nostra squadra, però dai, la leziosità ci ha portato anche a fare 3 gol, quindi belli e concreti allo stesso tempo. Qualche gol in più effettivamente forse potevamo farlo. Ecco, per il futuro magari si tratterà un attimino di aggiustare, perché voi siete precisi nei passaggi, siete precisi anche in difesa abbastanza, coprite bene, si tratterà magari di dare quello spunto maggiore in attacco con una percussione che vi porti più spesso a rete, insomma. Sì, è vero, a volte ci manca l'ultimo tiro, l'ultimo passaggio, arriviamo lì e ci manca lo spunto, come hai detto bene, però dai, 3 gol abbiamo fatti, conta farne uno più degli altri e adesso puntiamo insomma alle ultime partite per arrivare più in alto possibile. E quindi siete contenti? Contentissimi. B. Girone A. Nel primo girone di Serie B i giochi sono praticamente già conclusi, poiché sappiamo già quali sono le 4 squadre che si sono qualificate alla Coppa di B e che l'anno prossimo vedremo in Serie A2. Al primo posto troviamo sempre il Beverly Hills, che ha rifilato una bella spallata allo Svapo Monkey, di fatto escludendolo per la lotta al primo posto. Il confronto tenutosi presso il centro sportivo De Stefani è stato molto avvincente ed è terminato sul punteggio di 4-3 grazie alle doppiette di Precage e di Daku. Al secondo posto poi troviamo una coppia formata dalle riserve dai Faivaz Augusta. Questi ultimi hanno vinto 5-1 il confronto con i Magellano 11, lasciandoli così al penultimo posto. 3 reti per Bragantini e 2 per Marzoa. Molto più combattuta invece è stata la gara delle riserve, che hanno superato 6-5 la Carletto Sway con tripletta vincente di Giordano.
E la prossima giornata sarà decisiva, perché si disputerà l'ultimo scontro diretto tra le prime, ovvero tra Beverly Hills e le riserve, e chi vincerà probabilmente a fine stagione potrà alzare la coppa, a meno che non arrivi un pareggio che potrebbe far rientrare in corsa anche i Five Hats. Serviva poco per le dinamiche di alta classifica, ma l'Athletic Bir ha battuto 2-1 il Galatasaray, staccando così i Magellano 11 e portandosi a un solo punto dagli avversari di giornata. Nel girone di ritorno il Galatasaray ha avuto un vero e proprio crollo verticale, poiché ha realizzato un solo punto, uscendo così dalla lotta per la promozione. Fondamentale per il risultato è stata la doppietta di Gedu. B. Girone B. Dopo settimane di incertezza, il secondo girone di Serie B sta volgendo al termine, con una piega favorevole al DC Bindeloni, che dopo aver raggiunto la vetta 7 giorni fa, in questo quinto turno di ritorno è riuscito ad allungare sul secondo posto, portando il proprio vantaggio a 4 punti. Questa volta il successo è arrivato contro la Pizzeria da Giuseppe, superata 4-2. La doppietta di Bissoli non è servita alla Pizzeria per non perdere il quarto posto, l'ultimo utile a qualificarsi alla Coppa di B. Al secondo posto ora c'è una coppia di squadre formata dal Campari Dortmund e dal Verona United, che si sono affrontate in questo turno terminando sul punteggio di 4-3 a favore del Dortmund. Vincente la doppietta di Gaiga, inutile invece quella di Forigo per un Verona United che ha perso le ultime 2 partite, che erano anche i 2 scontri diretti per il primo posto. Il quarto posto è invece occupato dall'Athletic Miatanto, che ha vinto l'incontro con le Giraffe Blu per 5-2, con addirittura 4 marcature di Massa Grande. Questa è stata una delle vittorie più importanti della stagione, perché ha consentito all'Athletic di scavalcare la Pizzeria da Giuseppe al quarto posto, con il vantaggio di avere anche gli scontri diretti a favore. Infine si sono affrontati durante la giornata lo Schalke Zero Fiato e Lens Scaligera, che avevano in palio il penultimo posto. A festeggiare è stato lo Schalke, che si è imposto 6-1 con ben 4 centri di Zardini. A Lens rimangono sempre i problemi nella fase difensiva, che l'hanno portata a subire già 100 reti. Un arredamento ad hoc per la tua casa, per il tuo ufficio o i tuoi grandi progetti chiavi in mano. Noi di Ostilio Mobili pensiamo a soluzioni personalizzate su misura per le tue esigenze. Vieni a trovarci o prenota un incontro in showroom con un nostro esperto andando sul sito www.ostiliomobili.it/consulenza. Arredamento ad hoc, home, office, contract. Ostilio Mobili è a Capriolo, Brescia, via Palazzolo 120. A 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Dalla 12ª giornata questo è davvero tutto, noi come sempre ci vediamo sempre su questi schermi tra 7 giorni per tutte le novità del 33esimo campionato provinciale MSP.